Bentornati all'Almanacco. Oggi è sabato 25 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:58 e tramonta alle 20:13. La luna sorge alle 15:18 e cala all'1:12. Oggi si celebra San Giacomo il Maggiore. Il nome Giacomo ha origine ebraica e significa seguace di Dio. Il caldo è davvero insopportabile. Per cercare un po' di sollievo a volte apriamo il frigo solo per sentire quel soffio di fresco. Ammettetelo, ma c'è un trucco migliore per la pelle. Passarsi un cubetto di ghiaccio sul viso prima di esporsi ai raggi solari. Questa semplice azione favorisce la tonicità della pelle e la rende meno vulnerabile all'aggressione del calore. Ovviamente non dimenticate mai la protezione solare specifica. Proteggere il viso è fondamentale in queste giornate roventi. Tanti auguri a Margot Robbie che oggi compie 36 anni. L'attrice e produttrice australiana è una delle stelle più luminose di Hollywood. Dalla sua esplosione in The Wolf of Wall Street fino al successo planetario di Barbie, Margot ha dimostrato una versatilità rara, diventando un'icona di stile e bravura per le nuove generazioni. Festeggia oggi 38 anni Federica Pellegrini, la divina del nuoto italiano, vincitrice di un oro olimpico e pluricampionessa mondiale che ha segnato un'epoca nello sport azzurro. Oggi, lontana dalle corsie ma sempre nel cuore dei fan, è diventata un amatissimo personaggio televisivo ed una mamma splendida, restando un simbolo di determinazione e di classe. Ed infine tanti auguri a Francesca Chillemi per i suoi 41 anni. Nata a Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese, fu eletta Miss Italia a soli 18 anni. Da allora la sua carriera è decollata tra cinema e fiction di successo che Come Dio ci aiuti e Viola come il mare. Orgoglio siciliano, Francesca continua ad incantare il pubblico con la sua bellezza ed il suo talento recitativo. È il 25 luglio del 1943. Dopo una riunione fiume del Gran Consiglio del Fascismo, viene approvato l'ordine del giorno che restituisce i poteri militari e politici al re. Benito Mussolini viene arrestato all'uscita di Villa Savoia e Pietro Badoglio viene incaricato di formare un nuovo governo. Alle 22:45 la notizia corre via radio. Per milioni di italiani è l'inizio di una nuova speranza, con la distruzione dei simboli del regime nelle strade. Qualche curiosità sui vini della nostra terra. Il passito di Pantelleria nasce dalle uve Zibibbo portate sull'isola dagli arabi, anche se alcuni dicono dai fenici. Il nome deriva infatti da Zaibib, che in arabo significa proprio uva essiccata. È un nettare dolce che racchiude tutto il sole ed il vento della nostra Sicilia. Sono le 16:42 del 25 luglio 2000 quando un Concorde della Air France decolla da Parigi. Purtroppo, a causa di un detrito sulla pista, una ruota esplode perforando il serbatoio. L'aereo si schianta contro un hotel vicino e muoiono 113 persone. È un evento tragico che segnerà per sempre la storia dell'aviazione supersonica, portando al ritiro definitivo del Concorde pochi anni dopo. Ti senti poco preparato per un impegno e pensi di improvvisare? Gli inglesi dicono to play it by ear, ovvero suonare a orecchio. Significa affidarsi all'istinto invece di seguire uno spartito o un piano preciso. Dunque, se siete amanti dell'improvvisazione, questo è il proverbio che fa per voi. Oggi vi raccontiamo la storia di Corliss Palmer. Negli anni 20 mandò quasi per gioco una foto ad una rivista e fu eletta la più bella ragazza d'America. Entrò nel cinema muto e sposò un ricco editore vivendo nel lusso più sfrenato. Ma la crisi economica distrusse tutto, finì sola e dimenticata. Il passaggio al cinema sonoro fu il colpo di grazia, la sua voce non fu mai ascoltata sullo schermo, rendendo la sua bellezza un'icona silenziosa e malinconica. Ci salutiamo con questo pensiero eterno. L'amore è un'anima che abita in due corpi. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima puntata dell'Almanacco con tanti nuovi contenuti imperdibili, sempre qui su questi schermi. Una buona giornata dalla vostra Jaide.